favore. Per favore. Vabbè, tempi migliori. Allora, io non prenderò spazio perché lasciamo il tempo per quelli che potranno parlare meglio di me della capacità che aveva il nostro compaesano Francesco Cubetti. A me interessa adesso come amministrazione ringraziare tutti voi che siete presenti qui. Vedo tante facce sconosciute per me e quindi evidentemente sono gente appassionata, gente che ha seguito Francesco Cubetti e che oggi è venuta per tributargli omaggio in questo momento particolare. Noi come puzzesi non possiamo far altro che ringraziare Francesco Cubetti per aver portato in Sardegna, in continente e all'estero anche il nome di Bulzi, oltre che portare al continente e all'estero il nome della Sardegna e del folklore della Sardegna, le tradizioni nostre che sono tanto importanti. So che ci sono colleghi di Francesco Cubetti ai quali auguro di continuare a portare nel continente e all'estero la tradizione nostra, che è una cosa peculiare della Sardegna e che possano continuare ancora più avanti per portare sempre queste nostre tradizioni. Allora adesso noi qui scopriamo questa lapide che abbiamo, l'amministrazione ha voluto mettere a ricordare questo nostro compaesano, dopodiché ci metteremo vicino nella sala consigliare dove altre persone che veramente hanno seguito, appassionate, che sono appassionate del canto sardo e che conoscono bene quali sono le varie articolazioni che esso ha e illustreranno compiutamente queste cose. Adesso con la moglie di Francesco Cubetti scopriamo la lapide che poi il parroco qui pro tempore che sostituisce il nostro parroco che in questo momento è ammalato darà una benedizione, dopodiché ci trasferiremo nella sala consigliare. Benedice Signore questa lapide, coloro che la guarderanno e anche il nostro fratello Francesco che dall'alto del cielo in questo momento ci sta guardando e ci sta anche sorridendo. E la fede ci dice che domani lo rincontreremo, lo riabbracceremo, adesso lui canta con gli angeli e non è modo di dire ma è così. E non soltanto, sì, adesso lui in questo momento è con Cabizza, con tutti gli altri che sono lassù nel cielo e tanti altri vostri colleghi che sono lassù, no? Anche Urdissennore mi pare e tutto gusto. Puoi immaginare lassù in cielo magari stanno facendo una serata e gli angeli stanno adesso applaudendo anche a Francesco Cubetti e tutto Sosattero, e quindi deve essere orgogliosa di aver avuto un marito del genere. Sono d'accordo con lui che dice che il Bulzi ha avuto un onore, perché è sempre un onore avere questi figli illustri che ne perpetuano anche la memoria, perché la nostra Sardegna è fatta anche di queste è fatta anche di questi personaggi. Non sono i grandi illustri nel senso, però per noi rappresentano un riferimento e dovremmo pregare che le nuove generazioni ne seguano le orme, quindi deve essere orgogliosa che Dio le ha dato un bravissimo marito, l'ha dato. E sicuramente
dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, e probabilmente Francesco Covello è stato quel che è stato perché lei lo ha sostenuto, lo ha anche aiutato nella sua vita, perché come tutti noi anche lui avrà avuto i suoi momenti di fragilità e debolezza, ma ha saputo secondo me sostenerlo in tutta la sua carriera, quindi in merito anche della moglie, non solo di Francesco Covello, e quindi grazie a lei. Allora, adesso possiamo spostarci nella Sala consigliare per foto con le cantautore. Sì. Sauro, la foto ci pensi tu? Allora, se vi accomodate iniziamo. Innanzitutto grazie da parte mia e da parte del mio amico Bastianino Soggiu, che abbiamo cercato di organizzare questa serata, specialmente questa parte della serata, grazie all'invito di zia Lucia e della famiglia di zio Francesco. Devo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che si è resa disponibilissima e ha risposto alle nostre sollecitazioni, giustamente perché è un dovere ricordare una figura del genere. Per molti delle nuove generazioni, magari che non hanno conosciuto l'esperienza delle cantachitarra, non vuol dire quasi nulla, ma per noi che abbiamo conosciuto e vissuto con lui questa esperienza è una cosa importantissima, e fa bene Bulzi a ricordare positivamente la figura dei suoi figli più importanti, perché si tratta veramente dei suoi figli più importanti. Spesso i nostri paesi piccoli vengono ricordati quasi esclusivamente per i fatti negativi che succedono, no? Le gelosie, gli attriti tra una famiglia e l'altra, eccetera. Però dobbiamo ricordare anche le cose positive, e tra le tante cose positive c'è stata tutta la carriera di zio Francesco Covello. Ringrazio in maniera particolare, in forma particolare, gli amici che sono venuti molto volentieri oggi. Daniele Giallara, professionista del campo abitato, che quando canta mi ricorda proprio il tipo di espressività di zio Francesco e dei cantadores di quell'epoca. Antonio Porco, bravissimo tenore, che ha più o meno le stesse tendenze verso l'alto, verso gli acuti, no Antonio, che aveva zio Francesco. E Emanuele Bazzoni, che conoscete tutti, che con zio Francesco, quando ormai lui non cantava quasi ormai più, ha preso anche qualche piccola lezione delle sue voci, e più di uno spuntino fatto con zio Francesco, perché lui non si negava mai agli incontri conviviali tra amici. Abbiamo tantissime registrazioni e stasera io ho estrapolato anche qualche minuto di quegli esempi, ma non dobbiamo ricordare che abbiamo fatto di tutto per avere con noi stasera Franceschino De Muro, e che purtroppo con tutti gli impegni che ha attualmente non ce l'ha fatta, o proprio oggi sta cantando a Berlino. Quando l'abbiamo chiamato era a Parigi, dice guarda sino al 2025 ho impegni in tutto il mondo, però siccome ci teneva a essere presente, purtroppo gli impegni glielo impediscono, non è voluto mancare neanche lui, e ci ha dato un suo messaggio che adesso Bastianino leggerà. Intonata, dove intonata. Buonasera a tutti, con un messaggio, io sono di vicino a Milano, oltre che era un grande rapporto con Francisco Covello e Zia Lucia,
sono invitato con testimoni miei di nozze, hanno messo con Ioado e musei mia e Madrina Simonetta, quindi insomma con un grande rapporto. Franceschino devo la penteso già 2 o 3 volte, purtroppo non so una volontà di chi a posto non fu possibile, però ho mandato un bolleggio e resta dagli atti di questo importante convegno. A me mi tocca sempre un ringrazio compito. Emanuele lo vuole testimoniare, quando si è ritirato da giocare usato, se stavo vedendo che annuncio in un anno fino a piangere vede Emanuele. Ciao. Comunque, ve lo leggo, anzi si commenta da vecchiaia Carogna, scusate, molto sociale. Parlare di zio Francesco Cuvetto e della sua universale grandezza è persino troppo facile. Tutti noi sappiamo chi è stato e cosa ha dato al canto sardo a chitarra, ma soprattutto cosa ci ha lasciato in eredità. E di questo vorrei parlare a tutti voi presenti. E fai vedere sempre Francesco De Muso, Quando muore un personaggio così importante per la cultura, il pericolo è grande, perché in lui vi erano le radici del nostro canto a chitarra, ma in tutti noi che lo abbiamo amato lui ha inserito il seme che ora dobbiamo far germogliare. Con questo intendo dire che d'ora in avanti abbiamo il compito, l'obbligo direi, di portare avanti quelli che Cuvetto, ma non solo, qui potrei fare 1000 esempi, da Mannoni a Cavizza, Scanu, Falchi e tanti altri hanno ancora lasciato. Invito quindi ogni paese e ogni amministrazione comunale e tutti noi che non possiamo assolutamente dimenticare di organizzare durante le feste patronali programmate almeno una serata di canto a chitarra, sia ben chiaro. Il canto a chitarra che intendo io è quello che in questi grandi interpreti ci ha lasciato in dono, cioè Saggara. Tutto il resto è folklore, che va bene. Per favore conserviamo le nostre radici canore, perché solamente conoscendo e rispettando il passato potremo continuare ad essere grandi e farci conoscere ed amare in tutto il mondo. Tutto ciò nella speranza che il buon Dio ci dia presto altri Cuvetto, Cavizza, Mannoni, Scanu, eccetera. Non passa giorno che al mio risveglio o prima di andare a letto non ascolti dei frammenti di gara di tutti questi grandi interpreti che continuano a vivere dentro di noi anche se non sono fisicamente più con noi, ma continuano a farci compagnia con le loro melodie giorno dopo giorno. Francesco De Muro. Grazie Bastianino. È arrivato Gabriele, quindi ringraziamo in maniera particolare la Prolocco, perché nel nostro paese, nonostante i suoi numeri limitati, il paese è piccolo, la Prolocco è molto attiva e sappiamo che la Prolocco deve lavorare sulla cultura in maniera particolare e questa è una di quelle serate. Grazie per la presenza a Maria Teresa Pirrighetto, grazie di cuore da parte di tutti noi. A Moronzio che ha suonato tantissime volte con Gio Francesco. Non vorrei dimenticare qualcun altro perché a vista ditemi se arriva qualche altro componente che nella storia di Zio Francesco è stato molto presente. Allora, io stasera non vorrei dilungarmi tanto anche perché non vorrei dilungarmi tanto stasera anche perché poi daremo spazio ai nostri cantadores che non faranno una gara, una vera e propria gara, ma faranno un'esibizione delle caratteristiche del canto a chitarra tra le più importanti, diciamo. Qualche voce la darà anche Marco come nipote di Zio Francesco e saranno accompagnati dal nostro grande Pietro Nieto, dal nostro chitarrista, perché senza togliere niente ai nostri grandi chitarristi, Zio Francesco tutte le volte che parlava con me, abbiamo tantissime registrazioni, lui preferiva sempre essere accompagnato a pordighe, come diceva lui, perché dice che è più adatto al mio modo di cantare, ma questo senza fare polemica, c'è chi preferisce un metodo, chi preferisce un altro, e Pietro è uno di quelli che avrebbe accontentato tantissimo, come lo ha già fatto a Zio Francesco.
Allora, vediamo, io descriverò velocemente la carriera artistica di zio Francesco. Ci vorrebbero ore, no, per raccontarla in maniera approfondita, però mi soffermerò solo sugli aspetti essenziali e più importanti. Vedete questa fotografia? Qui è con Adolfo Merella nel 1947, l'anno in cui si è fatto conoscere dopo aver vinto il famoso concorso a Sassari, nell'agosto sassarese. Però due cosette, purtroppo doveva esserci Domenico Vinna stasera, ci siamo incontrati in settimana, avrebbe fatto di tutto, ma è a letto, non sta bene. E quello mi dispiace perché mi ha raccontato tante cose, perché lui ha accompagnato zio Francesco dall'esordio sino all'ultima gara, possiamo dire. L'ha accompagnato tantissime volte. Ed è lui che mi ha raccontato gli aneddoti di zio Francesco bambino, ragazzino, perché era lui e Domenico era un po' qualche anno più piccolo, però giocavano insieme, vivevano insieme. La sua famiglia, la famiglia di zio Francesco, viveva in Roma inizialmente, vicino alla casa di Domenico, e quindi da ragazzini addirittura si costruivano delle chitarre con le cassette, con le di legno, con quelle cassette, facevano finta magari di suonare e stavano tutta la mattina a canticchiare. Ma non bisogna dimenticare che all'età di 13-14 anni, perché zio Francesco era un componente di una famiglia numerosa, povera, come la maggior parte delle nostre famiglie dei paesi, e quindi dai 12 anni in su si iniziava a lavorare, quindi lui andava a zappare, ad arare nelle nostre campagne qua vicino a Dulci, e un giorno l'ha sentito cantare Antonio De Sole, che stava andando da Sedini a Perfugas a piedi, vicino a Sadiga, lì. Si è fermato Antonio De Sole, lo racconta lui, si è fermato per ascoltare la voce di questo ragazzo, poi si è informato, ha saputo chi era, figlio di chi era, eccetera, e piano piano se l'è portato appresso. E dove si allenava zio Francesco da ragazzo? Un po' nei sozzilleri, botteghini che c'erano a Burzi, perché la scuola era quella, ascoltando i più grandi, i più anziani. Nonno si vantava, Domenico Marra, non ha imparato di anni, regalato imparato, vi sempre fatto, isse nenato, vabbè, con tutti gli altri che cantavano, e imparava le voci, imparava le modulazioni, seguivano le gare che si faceva in quel periodo e quindi apprendeva le voci di De Sole, in particolare di Giovanni Cortes, di Laerru e di Luigino Cossu, e quindi piano piano De Sole si è accorto: questo ragazzo è nato per cantare, cioè anzi è nato cantende. Cosa voleva dire? Che le radici c'erano e non c'è la scuola che teneva, sono dotti naturali. Quindi zio Francesco culturalmente possiamo dire che ha preso delle tecniche dai maestri di allora, Antonio De Sole in particolare, infatti andava a Sedini spesso lui quando poteva, quando era libero, e si trovavano nella falegnameria di Peppino Secchi, il grande chitarrista delle prime incisioni, il fratello di Ignazio Secchi, e si allenavano con Antonio De Sole, lui che suonava dietro la falegnameria. E ha imparato così zio Francesco, oltre che sentire cantare i suoi fratelli, perché cantavano tutti in casa sua, maschi e femmine, cantavano tutti, ma Burzi cantavano tutti, un tempo, sia le donne che gli uomini. E cantatori ce n'erano tanti, però come diceva il nonno, sul palco salgono solo i campioni, a terra vi dammi la gente che canta, ha detto, però chi non sale vuol dire che non si sente all'altezza, quindi i campioni. E quando avviene l'esordio di zio Francesco? Avviene a Perfugas, aveva 14-15 anni, vanno con zio Leonardo perché c'era la festa. Come si chiama la festa di Perfugas? La patronale? Nostra Signora del Sangro, vanno a Perfugas, e lì cantava Luigino Cossu, De Sole, Giovanni De Cortes. E i perfuguesi che li conoscevano bene o male, appena li hanno visti lì in piazza, hanno detto: no, dai, voi su una ove, via, su Bacco. E non ricordo bene l'ottava i versi che ha improvvisato Luigino Cossu dopo aver sentito cantare zio Francesco. Però è stato esaltato in quell'occasione. Lui era timido di carattere, di poche parole. La settimana successiva alla festa a Nulvi lo chiamano subito a cantare a Nulvi, perché c'erano anche i nulvesi che ascoltavano lì in piazza. Dice: tu mi seduto, mi fai cantare. E a Nulvi gli danno 500 lire. Ma 500 lire non è che li
guadagnava non so quante settimane, quanti giorni di lavoro ci impiegassero per guadagnare 500 lire. E mi ha detto, in molte chiacchierate che ho fatto Gio Francesco, ho mandato un chimichente in Franco, dopo di un mese a uso 1000 chimichenti. Allora di nuovo a si deve pagare 6 gogna. Mi ha detto proprio così, perché ha capito che poteva diventare qualcosa di molto utile e a casa sua ne avevano molta necessità, lo sappiamo, no? Perché la famiglia aveva difficoltà, come tutte le famiglie che c'erano allora a Murcia, ad eccezione di una o due famiglie. E inizia la vera carriera di zio Francesco. Subito dopo Desole se lo prende, come si dice, se lo porta a Sedini e inizia a farlo esercitare. Era timido, è vero, ma a farlo esercitare. Ed è stato Desole che l'ha convinto ad andare a partecipare al concorso a Sassari nel 47. Sassari facevano già da parecchio tempo quel concorso dell'agosto sassarese, dove partecipavano almeno 40 cantadores. Ne facevano cantare 4 ogni serata, un mese durava quel concorso, un mese, 4 per serata con tanti altri chitarristi. Quindi il concorso era per chitarristi e per cantadores. E rimanevano 2 ogni serata, e ne eliminavano 2, rimanevano 2. Si arrivava sino alla finale. Zio Francesco in finale, che aveva 20 anni, 21 anni, ha battuto Antonio Desole, Pedro Boccheggio, Giovanni Buccolo, Matteo Rasso è arrivato quarto, e lui il primo, giovanissimo. Infatti lui mi diceva, io ho un bricoccheggio, mi invece con le manna, no? Eccetera. Però lì inizia la sua vera carriera. Io ho fatto una scelta di foto che vi faccio vedere velocemente. Guardate qui, non so se riconoscete, è un ragazzino, giovanissimo, insieme a Pugetto, a Cicchetto Mannoni, e il primo è Nicolino Cavizza. Nicolino. Qui siamo sempre nel 47. Lui inizia a essere richiesto non solo nella nostra zona ma anche in Gallura. Ecco, guardate questa foto, qui siamo a San Teodoro, si riconosce lui, ragazzino al centro, Adolfo Merella e Antonio Desole, già in età diciamo, seduto sul palco. Questo è a San Teodoro nel 47. È chiaro che lui non si poteva muovere da solo, la sua spalla è stata proprio Antonio Desole. Guardate qui, qui siamo nel 53. Ha iniziato a riempirsi zio Francesco, no? Abbiamo Aldo Cavizza e un Giuseppe Chelo giovanissimo. Guardate il palco, i palchi in Gallura erano così, qui siamo a Santa Giusta vicino a Baciletti, in quella zona lì. Loro andavano in abito, in cravatta, su 4 assi di legno, non avevano problemi. Spesso le gare iniziavano, anche qui abbiamo una luce, però spesso le gare iniziavano di pomeriggio proprio sino a poche luna, dicevano, no? Dicevano un tempo, e cantavano tutto il pomeriggio, senza amplificazione, senza nulla. La gente ascoltava in assoluto silenzio e quindi progredivano così. Velocemente, ecco qui zio Leonardo, zio Francesco e Adolfo Merella. Le passiamo in fretta. Ecco, qui siamo nel 54, scorriamo velocemente, ecco, perché altrimenti ci prende tanto tempo. Qui entriamo nel 55, c'è Canu, c'è Luigino Cossu e zio Francesco e Adolfo Merella. Anche qui zio Leonardo, perché inizialmente cantavano molto spesso insieme, partivano insieme per tutte le serate. Poi purtroppo si è rovinato un po' il clima. Guardate anche qui, foto storiche, eccolo qua. Guardate qui, questa è una bellissima foto, qui c'è anche Virdis e Meloni. Ecco zio Francesco in alta uniforme. Questo era il suo periodo più importante, qui nel 62. Vediamo un po'. Sempre Chelo. Ecco, questa è la foto di una delle gare più belle. Io ce l'ho tutta completa questa gara fatta a Olbia, ma è da ascoltare. Una grande gara, una battaglia tra questi 4 cantadores, uno diverso dall'altro. Chelo, Canu, Leonardo Cavizza e Gio Francesco, una voce più bella dell'altra, con 4
io ho tutta quella gara registrata benissimo e questa è la foto di quella serata, con Adolfo Merella che vi accompagna in maniera impeccabile. Guardate qui, questi nel 66, ecco, questa Bastianini, che è qualcosa di familiare. Qui abbiamo Antonio Luigi Soggio, il padre di Bastianino, che sta cantando in una serata a Bonnannaro. Siamo nel 76 con Giovanni Pintus e zio Francesco. Zio Francesco andava molto spesso a Bonnannaro. Qui abbiamo una delle tante premiazioni insieme a Mario Scanu, qui l'ho inserita perché ho esordito io con loro qui a Burzi nel 79, mi ricordo quella serata, ho tutta la registrazione pulita adesso, no, eccetera, ed è un bellissimo ricordo perché sia Giovannino Casu che Gio Francesco mi hanno dato dei consigli importantissimi. Io ho tremato dall'emozione il giorno, no? Addirittura mi viene il crampo perché per la prima volta suonavo in piedi, io sono sempre seduto, sono in piedi, giocavo a calcio. Era successo proprio dopo una partita, questo mi viene il crampo alla coscia, mi teneva la gamba ferma Gio Francesco suonando, questo me lo ricordo benissimo. E uno dei consigli più grandi che mi ha dato in quell'occasione, non Gio Francesco perché lui era molto diplomatico, molto delicato quando dava i consigli, se doveva sgridare lo faceva in maniera molto diplomatica, invece c'era chi mi ha punzecchiato in maniera forte, era stato Giovannino Casu, perché in quell'occasione mi ricordo l'ho anticipato in qualche, era la prima volta che lo accompagnavo, non lo conoscevo, quindi ero un po' teso, no? Vedo chissà come canta Giovannino. Invece dopo un po' mi sono accorto che cantava più o meno le voci di Gio Francesco e di Antonio De Sole, no? Quindi non ho problemi, no? Ho detto vado tranquillo. Succede a un certo punto che io lo anticipo in qualche chiusura, mai l'avessi fatto. Alla prima pausa, mentre ci prendevamo qualcosa da bere, alla prima pausa mi dice non lo vedi più in me. Io ho detto cosa ho fatto? Ecco, non lo vedi più, non mi lo denare tu o a Pandareo o no? Andato, ma si è anticipato? No, ma anticipa no andato. No, ma devo fare 2 ore di Pandareo, guarda, mi piace, io sono rimasto un po' così, però è stata una bella lezione perché mi ha insegnato lì che su Cantadore era lui che portava la voce, che portava la gara, il chitarrista doveva solo assecondarlo, accompagnarlo e basta, capito? E mi ha dato una grande lezione, perché noi chitarristi ogni tanto piace mettersi un po' in mostra, no? È normale, però nel canto a chitarra bisogna rispettare su Cantadore, e io lo ripeto sempre nelle conferenze che faccio, perché su Cantadore deve essere libero con la sua personalità di imporre le modulazioni che vuole. Gio Francesco mi diceva durante la gara a me mi sono nate tante modulazioni diverse, perché all'improvviso mi veniva un'ispirazione, partio, Marella mi veniva sempre fatto, altre no, ha detto, altri si perdevano, quindi ecco l'affiatamento è. Allora vediamo qui, ecco, questa è una delle tappe più importanti di Gio Francesco. Finalmente dopo tanti anni, nel 1987 a Nuoro gli viene riconosciuto il titolo proprio di maestro del folklore. Non è a tutti che si dà questo titolo, si dà ai grandi personaggi della cultura. Lui era molto orgoglioso, devo dire la verità, non lo faceva vedere perché lui era chiuso caratterialmente, però era molto orgoglioso di questo fatto. Allora, questo è Bastianino, non potevo non inserire questa foto perché lui invitavi sempre a Bonnannaro in tutte le rassegne, no? Che facevate per ricordare tuo padre che era cantatore anche lui. Diamoci, e questo è un bel anniversario vostro, no? Questo è l'anno prima. Il giorno che Domenico, mio fratello, aveva fatto questa foto è l'ultima chiacchierata che ho fatto con zio Francesco perché stava iniziando a perdere anche un po' la memoria, quindi un po' qualche mese prima di perderla del tutto. E questa è la coppia più bella del mondo. Zia Lucia che ha sempre accompagnato il marito nelle uscite più importanti ed è bene ricordarlo. Questa era. Abbiamo decine e decine di foto, abbiamo fatto proprio un excursus cronologico della carriera. Invece adesso, perché non voglio dirvi tutto io,
perché Zio Francesco lo dobbiamo conoscere nel canto. Intanto ho visto che è arrivato Zio Paolino, è la nostra memoria storica di Gulfi, 93 anni. Grande amante del canto a chitarra, anche lui canta ancora, io l'ho registrato 2 anni fa, l'anno scorso, e si è fatto una bella cantata lo stesso, ed è insieme a Domenico Vinna, che oggi non c'è purtroppo perché doveva venire, non sta bene, ed è l'unico che era presente all'esordio nel 44 di Zio Francesco a Pierfugas. C'era lui, vero Zio Paolino? Ah, si lamenta? Ah, si lamenta? Quando Covedo ha cantato in un pacco di Petruga la prima volta? No, ha cantato 200 secondi. A Petfugas. No, Bucci. No, tu eri presente quando ha cantato la prima volta Covedo a Petfugas No, nel 44. nel 44. Me l'hai detto tu tempo fa. La prima volta. Ok. Noi parlavamo prima, da noi, la media in strada, allora per come tu cantendi, che stai facendo un rende come tu Certo. Allora, parlare di Gio Francesco è meglio parlarne ascoltando le sue cantate, le sue modulazioni, e adesso non le ascolteremo tutte perché richiederebbe parecchio tempo. Io ho fatto una scelta in ordine cronologico, iniziamo da registrazioni degli anni 50. Io ho parecchie gare fatte da Zio Francesco, le ho pulite, molte le ho restaurate col computer e quindi sono ascoltabili, perché gli originali erano quasi completamente afoni, si sentiva pochissimo, però grazie alla tecnologia moderna ormai riusciamo a tirar fuori frequenza per frequenza e a mettere in evidenza le voci, anche la chitarra, eccetera. Qui abbiamo provato prima, non è molto insonorizzata quest'anno, forse non si capisce molto bene, però proviamo. Allora, 1950, pezzettino, Zio Francesco. Virdis, giovanissimo anche lui, erano quasi coetanei. Sentiamo Pugetto adesso, di Sedini. Piccoli spezzoni, perché ovviamente richiede molto tempo. Sentite adesso invece, siamo sempre più o meno nello stesso periodo, un classico di Zio Francesco Covedo. Allora nella gara cantavano tutti i classici, e mi diceva Zio Francesco che oggi per esempio si alternano i cantadores in una serata, uno fa il mi e la, l'altro fa il si bemolle se si fa, uno fa il fa diesis se si fa e l'altro fa la... cioè ne fanno uno e basta. Allora erano 3 mi e la, 3 si bemolle, 3 fa diesis, 3 disisperare, quindi che durava anche molto la gara, noi col senso di... Sentite questo si bemolle, dove io l'ho scelto proprio per mettere in evidenza le caratteristiche tecniche, poi ne parlerò un po' delle caratteristiche tecniche di Zio Francesco. Guardate la sensibilità.
canto classico va saputo fare, perché è molto espressivo, non è molto orecchiabile, ma è molto espressivo. E zio Francesco tutto possiamo dire, ma non c'era tipo di canto che non fosse in grado di eseguire. Lui era completo in quel senso lì. Adesso un altro pezzettino, sentite, perché qui c'è Mario Scano, con cui ha cantato tantissime volte. Pezzettino, E questo è uno spezzone della famosa gara di Uri, che è lo stesso delle gare campione nella storia del campo pettinato. Mario Scano. Questi sono i campioni del canto a chitarra, erano. Sentite un po' che curata adesso. Polmoni da pelle. L'ho tagliato. Qui era ormai Gio Francesco sicuro della sua personalità, no? Forte, non aveva, dico la verità, un carattere molto espansivo, però come tutte le persone timide ha necessità di un altro che lo spinge a fare qualcosa, no? Che lo stuzzica. Uno di quelli era Ciccheggio Mannoni, che sul palco quando attaccavano a fare battorine non le ascoltiamo oggi perché ci vuole molto tempo, però ha costretto spesso anche Zio Francesco a improvvisare, perché sapeva improvvisare anche lui, le battorine scherzavano per almeno un quarto d'ora sul palco. Sentite invece, questa è a Porto Torres, e Zio Francesco ha vinto anche concorsi che si facevano a Porto Torres in quell'epoca. Qui in questo periodo cantava molto spesso con Zio Leonardo Cavizza, e in quel tempo erano di moda anche i Mutos de Disprezio, no? Se ne dicevano di tutti i colori sul palco in quel momento lì, e io non so se riuscite a capirlo perché sono registrazioni di 50 anni fa, eccetera, anche se le ho pulite, però insomma non sono molto chiare. Ho scelto solamente i due Mutos dove si disprezzano, Zio Francesco con Zio Leonardo, che erano d'accordo per dire queste cose, ma partivano, sentite un po' se riuscite a capirlo.
Ho estrapolato quest'attimo anche perché non si fanno più ormai le gare. Invece guardate poco tempo fa cosa mi ha fatto avere il fratello di Bastianino, un documento bellissimo. Questo lo dobbiamo ascoltare tutto, al limite taglio gli altri, perché è un documento registrato a Lula nel 61. Nicolino Cavizza, sentite come accompagna con una delicatezza a plettro, però un re di zio Francesco e zio Leonardo, stupendo. Sembra una registrazione fatta in questo momento, si è conservata benissimo, è un bellissimo documento. Gianfrancesco? Vedete come cantavano in maniera pacata, lenta, espressiva, e non è facile cantare così.
parlare e da far ascoltare ai giovani. Allora, qui siamo nel 61, iniziano le prime incisioni, no, del zio Francesco, è nella sua piena maturità, possiamo dire, ma iniziano anche i problemi perché il cantatore sardo diventa professionista, la maggior parte abbandonano i lavoretti che erano abituati a fare per vivere e si dedicano quasi esclusivamente alla professione di cantatore, e lì nascono un pochettino gli attriti, il fatto di accaparrarsi. C'è ancora oggi, no, questo problema, Manuel? No. Allora, nascono delle cooperative, vero tu? Nascono delle cooperative, chiaramente ogni cooperativa tendeva a ricercare l'amicizia dei vari comitati, presidenti dei vari comitati, per accaparrarsi la maggior parte delle serate, perché dovevano viverci. E fare 100-150 serate in un anno, pagate come si pagavano in quel periodo, erano dei gruzzoli niente male, E zio Francesco me l'ha sempre detto, io non sono voluto mai entrare in nessuna cooperativa, anzi piano piano hanno estromesso quelli che non aderivano a questi gruppi. Cicchedo Mannoni, Mario Scano, Ugetto, zio Francesco, Adolfo Marella. Poi vi faccio ascoltare, speriamo che in cuffia si sente benissimo, però abbiamo provato poco fa, non è molto chiaro. Ho tagliato una piccola intervista fatta a zio Francesco, Antonio De Sole e Adolfo Marella nel 75, dove lamentano in radio il problema per cui a zio Francesco non lo stavano più chiamando a cantare, e lui non riusciva, non era cattivo d'animo, non riusciva a immaginare. Io ho sempre cantato, ho aiutato tutti, dice, perché si comportano così nei miei confronti? Lo ascolterete, io ve la riassumo velocemente perché è un po' polemica chiaramente, ma è storia. Chiaramente Antonio De Sole esalta la figura di zio Francesco perché per Antonio De Sole il più grande in assoluto è stato zio Francesco. Io per esempio non lo dico mai. Allora, io non dirò mai che zio Francesco era più bravo di Leonardo Cavizza, di Cicchedo Mannoni e di un altro. No, erano tutti diversi, ognuno aveva delle caratteristiche ben precise. Il tifoso sì, il tifoso dice che è migliore uno, migliore l'altro, eccetera. De Sole, che non era l'ultimo arrivato, diceva che Cuveddu era il più grande e anche più grande di noi. Quindi, detto da De Sole, insomma, qualche verità c'era, anche se io sono del parere che ogni cantatore aveva le sue caratteristiche, la sua personalità, il suo modo di cantare, ed era proprio quella la bellezza di questi cantadores. Non mi piace dire che uno era più bravo dell'altro, erano tutti bravi in quel periodo. Certo, qualche uno era più completo, stava su un gradino più alto dell'altro, ma erano tutti bravi in quel periodo, perché sul palco altrimenti non cantavano, perché il pubblico li faceva scegliere, non è che aspettavano tanto. Più avanti ve la farò ascoltare, speriamo che si capisca, altrimenti ve la riassumo. Chiaramente c'è anche l'intervista ad Adolfo Marella, che era di un altro, di poche parole, un po' timido, però lanciava frecce, niente male, e lui, vabbè, lo faccio dire da lui, non ve le anticipo. Però in questo periodo, inizio degli anni 60, iniziano le incisioni, e anche quella è stata un po' la causa degli attriti personali. Zio Francesco l'ha sempre riconosciuto: io non dipendo da nessuno, non mi faccio dare ordine da nessuno, però scelgo io con chi andare, con chi cantare liberamente, in base agli inviti che mi fanno, eccetera. Io, se devo incidere, ha detto voglio essere accompagnato da Adolfo Marella, e quello è stato un po' il problema, perché in quel periodo c'era già Aldo che stava iniziando a emergere, no? Aldo, che avrebbe avuto piacere anche lui di accompagnare zio Francesco, pur essendo bravissimo Aldo, zio Francesco preferiva Adolfo Marella, e io lo capisco benissimo quel fatto lì, però gliel'hanno fatto pagare, diciamo la verità, gliel'hanno fatto pagare, e di quello ne ha sofferto tutta la vita zio Francesco, per il suo carattere chiuso. Zio Leonardo sarebbe partito in quarta, Giovanni Locasu non lo so come sarebbe partito, no? Conoscendolo. Invece zio Francesco subiva e interiorizzava tutte queste cose che davvero gli hanno dato molto fastidio. Infatti per un certo periodo è vero che ha avuto un calo di voce, perché io ho studiato la voce di zio Francesco dalle prime incisioni sino alle ultime. Chiaramente la voce non rimane stupenda, giovanile per tutta la vita, no, la voce invecchia come invecchiamo noi, con il nostro organismo. C'è chi è più fortunato che riesce a tenerla un po' più viva, però invecchia la voce.
Gianfrancesco ha avuto un calo di voce alla fine degli anni 60 e gliel'hanno fatto pagare, perché in giro dicevano che non cantava più, che era morto, addirittura. Anche le condoglianze di Lucia avevano fatto, pensate un po'. No, ha risposto lui. Oh, vero. Insomma, ha subito. Devo dire la verità, dimmi. C'è un aneddoto lì proprio per il fatto che era morto, no? A un chitarrista gli ha detto, non facciamo nomi perché non sarebbe bello, a un chitarrista gli ha detto accompagna Eni Carotte, mi chiede se accompagnando un moscio. Allora, non so se stiamo parlando della stessa serata a Bolottana c'era Gianluigino Cosso. Allora, stasera canta un resuscitato ed era Gianfrancesco Cuveto, la serata che ha fatto la sera. Dice, chi è stato morto? Gianluigino che era molto delicato, no? Per dire, lui ne ha subito molto, questo fatto gli ha dato molto fastidio a Gianfrancesco. Si è stuzzicato, ne parlava, ma lui resisteva, in pubblico raramente si esprimeva così, però in un'intervista che ho trovato io era molto accelerata, non si capiva quasi nulla, col computer sono riuscito a portarla a livello naturale e in cuffia si sente benissimo. Qui abbiamo provato, non è molto chiara, ma prima di far sentire qualche sua bellissima incisione, perché ha fatto tantissime belle, lì si vede veramente, cioè in sala di incisione, non nella gara, anche se io preferisco ascoltarlo nella gara vera e propria, però in sala di incisione viene fuori la bellezza anche delle frequenze anche minime della voce ed è perfetto. Vediamo se riesco a farvi sentire questa intervista, lo anticipo, è del 75, forse era Radio Holiday, una radio di Sassari. Vediamo un po' se riusciamo ad ascoltarla, perché non è molto chiara, un po' cupa. Degli esperti, tutti coloro che capisce fare sentenze. Gesù Coelho è un cantante all'antica perché è un fedele interprete del canto sacro. Posso essere un cantante di oggi, ma un cantante di ieri. In che senso? Nel senso che io sono cantante della seconda generazione del dottor Zole, dopo Porquello, il dottor Curso e tutti quelli là, siamo usciti noi. Quindi un cantante della seconda generazione, però evidentemente come stile, come tecnica legato, no? Ai cantanti così, ai capi scuola mi pare. Sì, tu. Legato veramente, noi io posso cantare sia avanti perché si ha dato cura a questi cantanti di oggi. Una cosa comunque è certa, è che Francesco Coelho è molto bravo. Io qui approfitto della presenza fortunata di Antonio Tesori, un giorno che Antonio, ecco, per sapere per avere da Antonio un giudizio su Francesco Coelho. Io dico una cosa, che Francesco, per quanto mio, è il migliore di oggi, e di media. Da quando è uscito Francesco è nato a cantare, non come certi cantanti che si sono modificati passati in Camposato. Camposato non c'è più in Camposato, perché Camposato hanno fatto una linea. Invece Francesco è unico che non ha perso più il Camposato. Oggi è sempre. E io Francesco, quando Francesco ha cantato con me, che io Francesco, guarda tu Francesco devi partire in questa linea, è partito, mi ha seguito perché. E oggi Francesco è il migliore che c'è. Gesù Coelho è bravo, l'ha detto Tesori, che è un parere autorevole. E poi lo sappiamo, Gesù Coelho è giovane anche, perché ha 50 anni. 50 anni. Però non canta più, perché? O perlomeno non si sente più in giro con la stessa frequenza di prima, perché? Vuoi che io dico? Certo. Ma io non lo so che cosa sia, ma non lo so che cosa stia succedendo. Io per me sono tutti amici, ma gli altri con me sono stati messi amici. Così. Proprio così. Io mi sento di aver fatto del bene a tutti, ma loro con me non sono stati sinceri, io voglio la sincerità. Forse che questa non esiste più. Francesco Coelho ha introdotto così un elemento di discussione che è importante cantare. Esistono dei gruppi, esistono dei settori di cantanti che evidentemente riescono a partire con i vari comitati della politica, per cui hanno ugualmente pratico nel caso di Francesco Coelho
disposizione sono state messe dei caratteri. Sì, sicuramente io non so perché quello che è successo, forse perché io quando avevo da fare un'uccisione portavo gli altri non erano capaci, non erano competenti per accompagnare lontano. Forse sarà per quello, perché io prima di tutto non sono stato mai un cantante, ho promesso a nessuno, forse sarà per quello. Io poi naturalmente loro dicono che mi c'era avuto una critica, una cosa, che questo posso pure ammettere, però non toccava loro a più. Ecco, qualcuno dice che l'attività di Francesco Covetti è diminuita perché c'è stata qualche cosa nella voce che non ha funzionato più come prima, è vero? Sì, però io ero un cantante che più cantavo e più riuscivo a lavorare. Quindi aveva bisogno di cantare. Avevo bisogno della non di musica, stare cioè così quando io facevo una serata almeno, naturalmente non la potevo fare. Capito cosa era così? Loro, qualcheduno, la colpa è partita anche da noi, perché l'importanza è qualcheduno, non si può fare noi. Noi facciamo perché così non vogliamo. L'importanza che hanno qualcheduno, gliel'abbiamo data noi, specialmente io, Fulgetti, Mario Scana, Cavista e compagnia bella. Poi noi, alla prossima occasione, approfittate, avanti. Siamo andato via, siamo e Amarella per esempio. Ecco, abbiamo detto che vogliamo fare una piccola discussione su questo fatto, no? E io vorrei sentire anche i giudizi di Adolfo Meretta, che è qui, poi gli abbiamo la fortuna di aver raccolto insieme un po' di persone autorevoli, non in campo Stato, c'è anche Adolfo Meretta. Allora, Sentite adesso, Chiaramente si può parlare con io direi che si può anche polemizzare senza fare nomi, prenderci e allora c'era una gelosia. Quando si sono visti così, che hanno interpretato di giudista, no? Perché si sono hanno fatto una specie di un'opinione. Una mafia, diciamo così. una mafia, tanto per essere semplice, no? Va bene, interrompiamo qua. Allora, questo straccio di intervista, non per fare polemica, è storia, è storia questo. Noi le conoscevamo queste cose perché ce l'ha sempre detto zio Francesco, però preferiva parlarne in privato, ma non con tutti, con le persone più fidate, però ha sofferto tantissimo. Però ha avuto anche delle grandissime soddisfazioni, oltre quella a Nuoro nell'87, nel 90 mi ricordo benissimo, e qui fosse stato Domenico, l'avevo fatto raccontare anche da lui. E io l'avevo accompagnato a Baia di Conte, dove c'era un simposio internazionale importantissimo, cui doveva partecipare Re Juan Carlos anche a conclusione di questi studi e anche il presidente Cossiga. E c'erano tutta la rappresentanza, diciamo, del folklore sardo, c'erano dal gruppo della Unedas, c'era il coro di Bitti, quelli di una volta, per rappresentare il canto logudorese, che poi zio Francesco nel 90 non faceva più gare, possiamo dire, l'ultima l'ha fatta nel 96, ma tra vecchietti, capito? Però hanno chiamato lui, la Rai 3 ha chiamato lui e lui mi ha invitato ad accompagnarlo. Io già non suonavo più attivamente la chitarra sarda una decina d'anni, ma mi sono allenato in un mesetto. Cosa dobbiamo fare zio Francesco? 4-5 pezzi, cosa vuoi fare? Ha detto, in una serata finale così. E l'ho accompagnato. Mi ricordo che l'esponente organizzatore della Rai, e Domenico me l'avrebbe raccontato perché è lui che è intervenuto, mentre ci allenavamo con zio Francesco, arriva questo signore della Rai e dice non ne voglio sentire rattaratta, ha detto. Come rattaratta? E Domenico zitto, e zio Francesco, no, noi facciamo canto in re, faremo qualche nuorese, facciamo la corsicana, facciamo il padiesis, eccetera. No, io voglio il canto a chitarra logudorese. E Domenico si è incavolata a quel punto, ha detto, Asco, come si permette a parlare a gente che non conosce neanche? Gli ha detto, ma lo sa come suona questo qua? Sarà uno come gli altri, dice, no, allora attacca. Iniziamo un giro di re arpeggiato, così lo voglio, ha detto, e allora il capella, gli ha detto. Quell'attimo, lui Domenico con lo stesso non aspettava più tanto, cioè volevano il canto di una volta, diciamo, e poteva dirlo subito. Non c'era nessun problema. E zio Francesco, mentre tornavamo a casa,
E a lui l'hanno chiamato come rappresentante del canto ludorese, potevano chiamare gli altri che stavano cantando in quel periodo, no? Ce n'erano già tanti altri, eppure hanno cercato lui, e per lui è stato un punto d'orgoglio importantissimo. Infatti tornando a casa mi diceva, eppure non c'è madame mie, nel senso potevano chiamare altri, quindi se mi hanno chiamato vuol dire che qualcosa ancora se lo ricordano, ecco, in quel senso lì. E lì gli luccicavano gli occhi quando diceva queste cose. E in più ho trovato ultimamente dello Sbobinata, l'avevano chiamato anche alla Sapienza a Roma nel 96 se non sbaglio, ha registrato un canto in re nella cattedra di etnomusicologia, quindi l'avevano chiamato apposta e l'ho recuperata da poco quella registrazione. Diciamo che non è un grande re, no, non è Zio Francesco, è Zio Francesco ormai anziano che canta un canto in re accompagnato da un signore di Florina, se non sembra, è pulito, un re, ma è un re freddo, molto freddo, perché è fatto giusto per quell'occasione lì, per la registrazione. Ha avuto tanti altri premi nella sua carriera. Il carattere forse chiuso che aveva non gli ha permesso di vendere bene la sua immagine come avrebbe potuto, come sono riusciti a fare altri, ed è un peccato, ma i documenti li abbiamo per non dimenticare tutto quello di buono che ha fatto Zio Francesco. Adesso passiamo a sentire qualche incisione, allora non ve le faccio ascoltare tutte, allora ne scelgo qualcheduna, sempre accompagnato da Adolfo Marella. E questa era una canzone per Zia Lucia, amo a Dio solamente. Come incisione. Allora, nel periodo in cui si diceva che Francesco Cubedu non era più il Francesco Cubedu di una volta, sentite che cosa ha inciso, poi faccio un'analisi veloce tecnica sul timbro di voce che aveva e sul tipo di frequenze che aveva lui innate. Allora, qui c'è anche la fisarmonica, perché gliel'avevano imposta nella registrazione, insieme ad Adolfo Marella. Sentite la sensibilità di questo timbro di voce.
fatta con Gio Francesco, io che a me interessavano molte notizie, no, della sua carriera, mi diceva: adesso ti faccio ascoltare una registrazione, che era questa, quando dicevano che Cuvedu non fi più Cuvedu. Non lo so. Era Cuvedu veramente, trasmetteva, io avevo sottuggio come narra in tutto questo quindi trasmetteva il come. Che tipo di voce aveva Gio Francesco? Tecnicamente lui era un tenore di spinta, volgarmente parlando, nel senso che preferiva gli acuti, aveva delle difficoltà, se la chitarra, come diceva lui, se non fido un vaga allegritta, cioè vuol dire tonalità su, lui cantava in La, la sua tonalità era in La, però per accontentare altri spesso si cantava in La bemolle, quindi mezzotono sotto, e lui soffriva lì, specialmente nel classico, le note basse, perché non le aveva, e lui dice: io e Tesole, sinché se era da toccare gli acuti non ci batteva nessuno, però ci mancavano le note basse, perché era un tenore di spinta, e frequenze, lui aveva tutte le frequenze acute, in più teneva, aveva un fiato incredibile, spesso cantando il re riusciva a fare tutti i versi in apnea, dico io, cioè d'un fiato, vedi che fatta e teneva l'intonazione, la tonalità, non calava, ed è un rischio, specialmente come cantavano loro, cioè solo con l'accompagnamento della chitarra. Bisognava essere bravi, perché la voce è esposta al 100%, con la fisarmonica, con la chitarra ritmica, facendo un canto come si fa oggi, un po' più allegro, più veloce, si riesce un pochettino, no? Nel canto più veloce a sopperire a qualche piccola sfasatura, anche perché la tonalità della fisarmonica non è che varia, tiene benissimo. A quei tempi il chitarrista che doveva seguire il suo cantatore, il cantatore doveva essere perfetto. Come bisogna sapere molto, carriera Giorgi Ballo, no, quello è quello che si dice volgarmente, Gio Paolino. Sono cose di tifosi quelle, non preoccuparti. Il 44, la prima volta che andavo a festa. Benito, vedi la camicia e Cuvedo. Giulio Roscio e Mario Scano, Mario Creparo. Sì. 44 portavo l'offesa, ci ripete a Giulio Roscio in Catoleggio. Ecco i versi, Gli ha cantato per lo stesso, ma anche una greria, ma ha cantato come l'hai creato la compagnia. Bravo. Quei versi volevo dire prima, io non ho quel tipo di memoria, mica c'è chi ha la memoria storica. Allora, stiamo per terminare. Dicevo delle caratteristiche vocali di Gio Francesco, che il suo periodo più bello sono stati 15 anni, dal 50, subito dopo aver cantato da giovanissimo a Sassari, dal 47 al 65. Poi qualche problema con la voce l'ha avuto, lo riconosceva anche lui. Poi chiaramente cantando sempre di meno, lui diceva: se io canto 1 o 2 volte al mese è chiaro che non reggo, mi manca l'allenamento, capito? Quindi lo riconosceva anche lui, però ha sofferto il fatto che è stato messo in disparte, non solo lui, ma Mario Scano, Cicchetti Mannoni, grandi di quel periodo. Sto per terminare. Allora, sentiamo invece la prima corsicana che ha inciso. Perché lo dico? Perché Gio Francesco è stato un innovatore nel canto a chitarra, e con l'aiuto di Cicchetti Mannoni e di Adolfo Merella. Adolfo Merella non suonava solo la chitarra, ha creato delle modulazioni come il fa diesis, l'ha creato lui. Io fino a poco tempo fa sapevo che l'aveva creato un altro cantatore di Sassari, invece no, ho avuto delle fonti sicure, mi hanno detto no, le varie modulazioni del fa diesis le ha create lui, Adolfo Merella, le faceva cantare a Valentino Usai, un cantatore di Sassari, però non l'accontentava molto nel modo di cantare. Allora l'ha fatta ascoltare a Gio Francesco Cuvedu, infatti Adolfo Merella veniva a Bulzi per fare le prove prima dell'incisione, e anche Gio Francesco ha aiutato in qualche modulazione, però su modo proprio da cantare al fa diesis l'ha creato Adolfo Merella. Però Gio Francesco ha inciso la prima corsicana perché l'aveva sentita da Cicchetti Mannoni, l'ha creata Cicchetti Mannoni. E quando è che l'hanno creata? Mi ha detto Gio Francesco, eravamo alla Maddalena, mi ha attesa così,
abbiamo sentito un disco di un certo Tittino Rossi, un tenore, Silvio Giovannoni ha preso un po', diceva, l'avevamo vista, cioè, perché era il periodo delle novità, no? Inizio anni 60, volevano qualcosa di nuovo, dovevano superare la gara di una volta, quindi volevano inserire, perché stava arrivando la televisione, le radio, la musica moderna, quindi il cantosardo doveva un po' rinnovarsi. E allora dice, l'abbiamo provata piano piano, ma l'ha creata Cipio Giovannoni, però l'ha incisa Zio Francesco. E adesso ve la faccio sentire. Conosciutissima, ha fatto scandalo quando l'ha incisa, lo prendevano quasi in giro, dice, da lui la cantava tutto, per dire, no? Adolfo Marella, chitarrista. Ha creato anche una modulazione che si fa ancora oggi del BLA, me l'ha raccontato lui, era una Silico nel 73, in una gara fatta con Zio Leonardo Cavizza, Giovannino, caso di tre di Bulzi, diciamo, accompagnati da Pipia e da Aldo Cavizza. E cominciamo su Miela, mi sciculta ultra girata, e da allora piano piano l'aveva preso un po' Maria Carta, un po' poi altri, e lui si lamentava, no, che mi l'hanno arrangiata. Lui dice, no, questa è tua roba mia, dice, vabbè, tutti i modi, quella variazione poi è entrata in piantastabile poi nelle gare che fanno anche adesso, perché se in quel periodo si faceva a Bosana, proprio alla Bosana, e lui invece ha creato, perché lui era un innovatore, lui sapeva cantare a Santiga, imitava le voci di Antonio Tesori in maniera perfetta, ma aveva le sue voci, era stato un innovatore in quel senso. Allora, per concludere, perché ci sarebbero tante altre cose da dire su Zio Francesco, molti aneddoti, però non voglio appesantire più di tanto. Allora, per concludere, guardate qui, siamo nel 1982, una gara che abbiamo fatto a Bulzi, 82 Zio Francesco era già grande, con Giovannino Gassu, pezzettino, e suono io, mi avevano già inserito. Siamo a Bulzi, Zio Francesco. Meno male che non cantava ancora, no? Meno male che non cantava nell'82. Allora, per concludere, adesso Emanuele, ho trovato uno spezzoncino di cui ti parlavo che ti riguarda, per dire che Zio Francesco era sempre disponibile tutte le volte che qualcuno voleva avere dei consigli, a casa sua, la casa sua era sempre aperta. Franceschino De Muro, da ragazzo, ci andava molto spesso e lo riconosce sempre. Ci è andata anche Maria Carta, non l'ho mai riconosciuta, si è sempre negata, eppure diamoci, Maria Carta quante volte è venuta a casa? Tantissime volte. Cosa costava? Zio Francesco viveva anche di queste piccole cose, capito? Come le persone semplici, no? E gli dava un po' fastidio. Emanuele, ho stralciato di una spontinata che avete fatto, una delle tante, no? Anche Pietro, dov'è Pietro? Ah, Pietro giovanissimo, con gli occhiali da vista ancora. Allora, un pezzettino dove Zio Francesco dava piccoli suggerimenti a Emanuele che stava iniziando. Sa proprio che figlia.
Del 2001 mi sembra, non hai fatto la sua voce, adesso te la ripete lui. Senti, è un po' fuori sincronia, però. Lui aveva 73 anni, zio Francesco. Adesso ti dice, ripetila. Questa mini conferenza, diciamo, sono belle queste cose, no Emanuele? Tu hai avuto la possibilità proprio di conoscere, anche se era anziano Gio Francesco, però a cantare gli spuntini cantava sempre, qualche consiglio regala ancora di... In più di un'occasione ci siamo ritrovati, sì, certo. sì, sì. Anche con Francesco De Muro. Molto probabilmente questa registrazione era in casa tua, vero già? No, a Torre Pula, Nel 2000. del 2000-2001 mi sembra. Allora, guardate, questo è un video che ha fatto Gianni di Florinas, un grande ammiratore lo stesso di zio Francesco. È un video fatto nel 97 con una telecamera molto semplice, no? Infatti non è molto definita, l'ho recuperata io col computer perché l'audio non si sentiva quasi nulla, si capisce un po', ma perché voglio terminare con questo spezzone di una gara che avevamo fatto qua a Buzzi per ricordare zio Francesco, perché c'è anche zio Leonardo in tutta la serata poi, no? Forse una delle poche volte che l'abbiamo visto insieme, si sono abbracciati, sono riuscito a fargli raccontare tanti aneddoti delle prime esperienze, ci chiamavano compare in quella serata, capito? Cavin compare, no, per dire. Allora, guardate quel signore lì, è Gianni Carro, è mancato da poco, giovanissimo, medico, non era un cantatore professionista, ma era un grande ammiratore di zio Francesco Cuveto, lo imitava tutte le sue modulazioni. E in tutte le occasioni che veniva chiamato, specialmente se era qua a Siniscola, perché di Siniscola lui è un po' a San Teodoro, andava sempre volentieri, andava e sapeva cantare. Io l'ho conosciuto in questa occasione, è solo il re finale, l'ultimo che abbiamo fatto per salutarlo, guardate un po'.
parte dell'analisi tecnica e vocale di zio Francesco. Mi dispiace che non c'è Domenico. Domenico ultimamente ha pubblicato un libro di poesie, Tizia Poeta, di sicuro poeta. Lo sappiamo, no, che gli manca la pista ormai a Domenico, però ci ha fatto dono di questi suoi versi e me l'ha raccomandato. Mi dispiace che non c'è stasera. Legge la poesia che ha scritta Francisco, perché era quasi un fratello, hanno fatto tutta la carriera insieme. È un po' lunga, devo dire la verità, però merita, perché descrive un po' la carriera di suo cantatore. Vediamo. A Francisco Cuveggio, prosa carriera di cantatore. Su gene che spiantato intro de su petto sto, generato dai nou che fiore delicato. Appena che disbocciato da frutto saporito, che stato es preferito e dai tutto apprezzato. Dai antenato d'ou corsi la ereditato e Deus te l'ha donato per usare in tempo snow. Appena sei apparito, intanto stanno annotato, vi stato sei acclamato, ammirato e preferito. Ma de sole va pensato, appena schidato inteso, proga subito compreso a suo vivis destinato. E con buona intenzione, in mano ti s'alleato, del buon mastro ti ha dato una giusta lezione. Questa giusta maestria ti l'ha imprimito in coro e fatto di das tesoro in tutta sa vizzinnia. Desa sua armonia stine sei innamorato, tanto che nell'alleato sono stonos e melodias. Sempre con buona armonia, con suo mastro sei stato, provvida pure inviato in sa buona e giusta via. Con tanta buona maniera ti sei sempre prodigato, con suo scano accompagnato questa tua carriera. E da che vi preparato a maniera giusta e bella, tanto unito scummerella al suo gruppo formato. Tanto ben affiattato che sta adesso più sbello, giusta fame a modello in questo tempo passato. A sa parete si stella, si è spartita accompagnato, salutente su passato, prosera tua novella. Sempre in buona sintonia, con un ammirato cantore, con chitarras de valore riccas de rara armonia. Sonadas con maestria, con cordas a filo di oro, che in s'accordo per l'insoro vid antica melodia. E con buona poesia, de sospetta de zona, russignolo de sanglona, vos ha fatto compagnia. Con isso sa buono coro, e spargente bello canto, apprezzato vos ha tanto in gadure locutoro. Con bocche franche e sincera, tra i segni ogni luogo, in sanurra e me logo in planarza e costera. Che l'unina senza era, volendo in alto che nue, ispargente in tottue s'orgoglio e s'isola intera. E che puzzone sabolo ha spassato su mare, per andare a contentare tutto a schivini in dolo. Proso sardo schifi in fora, che tanto ne vive in brama, de conoscere questa fama che ignorata vita sola. Sarri vostro, è festa, prosa sarda compagnia, che in tottue s'allegria vita appunto manifesta. Con chi terra in armonia, cominciato il suo canto, che sirenas de incanto con suave melodia. Con meraviglia e spanto, prosa dulce armonia, che storrada ogni allegria so scoro sin affranto. Prosa tanta contentezza, vos ha fatto suo sonore, apprezzando i suoi valori con perfetta gentilezza. E che popolo gagliardo vos ha disfatto onore, aggiungendo in l'uno valore a s'antico canto sardo. A Savini ogni serata, tutta questa buona gente, con su cuore e con sa mente, sempre ben organizzata. Pro restare in sosammento, vedi sempre apparizzata una vistosa bancata, con piatto succulento. A sole si è dispedita, giusto, cosa ha posto in panno, devi tornare ogni anno con saluto in buona vita. Voi, con sorrisi in sallara, state fatto sa promessa, devi tornare a si spissa per pagare bella garas. Tanto, con maggiore stima, vos ha bene salutato, e vos hanno augurato a tornare quanto prima. E vos hanno incaricato a risalutare tanto con los logos de incanto di quello tempo passato. E commente per las raras, remunidas che tesoro, a salutare con coro tutte as personas caras. E a sa ostra torrada, che su che hanno augurato, in parte si è staverato, fattende buona cantata. Cantende sempre costante in sa festosa serata, se fattende serenata, sa consolo e ogni amante.
inventende melodias em teatros e piatas que lançaram das abstratas de suas harmonias. Em seus palcos com honores é sempre apresentado e medaglia da nadado de estimado valore. Calas meritano tanto, produtos suas cantados, es estado incoronado a re de su sardo canto. E a fines di stagione, con su passare esos annos, vestito a scuros os pannos dell'andare in pensione. E senza tanta pretesa, che è legge di natura, che si perde sermosura quando arrivi saezzesa. E poi, a tanta gloria, tocca bene sos schent'anno, senza pena si affannos e ne restesi in memoria. E provomo salutare di Gelzo con tanta stima, a non svidere canto prima, a non commentare un pare. Vinti e nalzo del suo 2008. Grazie per aver assistito a questo ricordo di Gio Francesco. Adesso continuiamo con una bella esecuzione di canti dei nostri professionisti, accompagnati da Pietro Nieto, che ci faranno sentire un canto in re. Un canto in re, qualche minuto. No, senza e poi c'è Marco e poi chiaramente invitiamo anche Marco, nipote di Gianfrancesco, che lo ricorderà con un fa diesis tradizionale suo. Concluderemo Emanuele. Sì? Siccome cantano senza microfono, non c'è bisogno qua, la Santiga da Ramuso, gli accompagnerà Pietro. Concluderemo poi, Emanuele, ti voglio accompagnare O Mamma è sconsolata. Te la ricordi? Lo so, guarda. Ci provo. Vai a decisa, quindi. Sì. Ripassa accompagno io in maniera brillante, tu avanza come ti lamenta. Ok, allora iniziamo con un canto in re, vero? Oh, Sandro! Oh
Allora, dopo questo bel canto in re tradizionale, adesso appena si rinfrescano i nostri cantatori, perché stanno cantando senza modificazione, a voga in lunga come una volta, come si cantava un tempo, faranno qualche nuoresa, qualche canto nuoresa, poi qualche mutetto, qualche muttos, poi Marco ci farà sentire un padiesis del nonno, alla fine. Ma Marco, lo vuoi fare tu? O mamma sconsolata? C'è Marco che vorrebbe cantare, lui no, mamma sconsolata. Va bene, te la accompagno io in famiglia. Va bene. Allora, Maria Teresa, è uscita? No. Maria Teresa, te la senti di dare qualche nota alla Lorenza? Te la senti, con la tua delicatezza. Puoi dare una qui non c'è allora, Antonio Marocchio che ha accompagnato Gianfrancesco tantissime volte, lo impegniamo subito a frente. Ma lo so, i grandi chitarristi trovano sempre delle scuse, ma noi non prendiamo per suonare, almeno un armonista. Quindi abbiamo i due stili diversi, Pietro all'arpeggio e Antonio che sa suonare anche lui all'arpeggio, però suona a plettro. Vieni, vai a te, dai. Dai, inizia tu, che sei presa, dai. Cantare
Allora, contriamo con i bottessi.
faccio avanti. Dai, vado.
Marco, vieni, qua dove sei? Vieni. Senza riposo, a freddo. Emanuele, la mia intenzione era quella di lanciare piano piano Marco, il nipote di zio Francesco, perché la sto facendo, no? Una poesia per Marco. Però ha scelto chiaramente il maresciallo dei carabinieri, quindi però quando può il nonno lo ricorderà sempre, e conosce gran parte del repertorio di zio Francesco, vero Marconi, da piccolino? A chi verrei voi? A chi verrei? Sì, Allora adesso improvvisiamo la disisparata che era il cavallo di battaglia di zio Francesco, O mamma isconsolata. La canta Marco. Ci proviamo, non garantissimo. Vediamo. Vesci.
Voi dice il re. Dai. Questa è la musica.
aiutato a onorare la figura di Zio Francesco Cuveggio. Grazie davvero di cuore da parte di Zia Lucia, della famiglia di Zio Francesco, ma da parte di tutti noi appassionati del canto a chitarra. Grazie a Daniele Giallara, ad Antonio Porco, a Emanuele Bassoni, a Pietro Legge e a Marco, che avrebbe potuto continuare la strada di Zio Francesco, ma lo farà tutte le volte che avrà la possibilità. Ma un grazie anche a Antonio Marongio, che ha avuto tanto coraggio per questo. Grazie a Maria Teresa Benevento, che è arrivata da Tempio, non voleva mancare in questa occasione, e molto probabilmente ci sarà qualcun altro, non vorrei dimenticare. Ma grazie davvero. Bastianino, avvicinati. Bastiani, vieni. Mi pagate adesso? Vieni. Grazie a Bastianino che da grande appassionato ma è cultore di canto a chitarra si è buttato a pesce davvero per riuscire a organizzare questa serata, e speriamo di ripeterla come rassegna d'ora in avanti. Quindi invito il Comune a non perdere queste occasioni, perché sono occasioni di livello culturale molto alto, perché dobbiamo riprendere le nostre radici. Giovani purtroppo nel nostro paese ce ne sono pochi, non c'è quasi più nessuno, però dobbiamo divulgare, riprendere le nostre radici prima che sia troppo tardi. E Bulzi qualcosa può ancora lasciarlo, e intanto con Zio Francesco, con Zio Leonardo Cavizza porteremo avanti il nome del nostro paese, grazie a loro in particolare. Anche a Giovannino Caso, nonostante tutto, possiamo dire. È ancora molto più giovane Giovannino, quindi abbiamo tempo ancora per ricordarlo. Quindi ringraziamo davvero di cuore i nostri cantatori che sono venuti, hanno risposto semplicemente al nostro invito. Avete capito cosa voglio dire? Quindi grazie di cuore. E l'invito che faccio io è: non dimentichiamoci di essere bolzesi, e quindi portiamo avanti i nostri valori, quei pochi che sono rimasti, che non sono pochi, sono valori veramente grandi. Grazie chiaramente alla Proloco, lo ripeto, Gabriele, il Presidente, molte grazie, perché è compito vostro Proloco in generale non trascurare la cultura. Vanno bene i pranzi, le cene, tutto quello che si organizzano, però ci deve essere sempre la cultura alla base di tutto. Saluti ai sendinesi, grandi amanti del canto chitarra, ai cercavesi, Mario, grazie che siete venuti. Mezzo di Bulzi e mezzo di Pietro. Ci sono da Palesi, grandi amanti del canto a chitarra. Un grazie di cuore a Gianni Sanna, che ha poche parole, però è stato sempre presente, a Florina con Zio Francesco da sempre. Grazie a Lino, che non manchi mai, anche tu eri sempre con Zio Francesco dei vari spuntini e spuntinate fatte in epoche riconosciute. E grazie a Marco, nipote di Zio Francesco, che non mancherà mai in queste occasioni. Grazie di cuore. Grazie lo dobbiamo a te per le tue parole, per lo studio che hai impiegato in questi anni. Grazie del Serbeni. Grazie del Serbeni. Da ex presidente della Proloco, grazie io invece mi ricordo a te per la tua sensibilità per gli studi che hai dedicato, e grazie anche qua Giorgio, io sono della Proloco.
È vero che sì, è stato ed è ancora un paese di grandi interpreti, però appunto è anche di persone che non possono raccontare. E tu sei uno di questi e Zio Domenico di questa parte interprete, e anche nel canto. Peccato che non è presente stasera, però è deciso una persona che l'ha scritto da consapevole. Grazie Gabriele, grazie. Questo da parte di Zio Domenico. Grazie a nome nostro. Ci tenevo a essere presente. Ciao, va bene? Sto bene. Sassari, Tempio, la Musea, Rito. Ah, sì, stiamo C'è un rinfresco così per concludere la serata. Signore, non è mica... Allora, ci spostiamo qua dietro questa strada, facciamo un giro, si rompe. Tu sei questa polemica da si conosce, si presenta data, si presenta
dietro, Olino, decimo un po'. Dai, che si entra qui. Poi non la prego. Sto chiamando questo sabato di signore che sono chitarrista. Si è alleata con Gianni.